Ben ritrovati amici di Diffusion, buon martedì a tutti voi, puntata davvero interessante, quella che andiamo a vedere assieme trasferendoci allo studio 1 è la puntata condotta da Paola Assini, come sempre, come ogni martedì di Love. Il tema di oggi è di attualità, un tema anche un po' scabroso, difficile da trattare, che Paola ed Emilio hanno trattato invece in maniera davvero sublime. Si parla infatti di gravidanza in giovane età. Non perdete i consigli di Emilio e di Paola. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Love. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti e al dottor Emilio Gerboni. Oggi affrontiamo un argomento un po' particolare, cioè cerchiamo di sensibilizzare a un dramma, io direi assolutamente un dramma, quindi quella che sta diventando un'abitudine. Per la scelta veramente del termine, quindi l'abuso dell'incoscienza sessuale che porta anche ogni tanto a gravidanze, quindi comunque condizioni drammatiche, soprattutto per quello che riguarda i giovani e i giovanissimi. Diamo il benvenuto ai nostri ragazzi che spero riescano a delucidare quello che è il loro punto di vista. Abbiamo Serena che ha 18 anni, benvenuta, ciao. Diamo di nuovo il benvenuto a Giorgia, la seconda volta che è qua con noi, sempre 18 anni, e Nicole che Buonasera. Ci fa piacere sempre aver qua, ciao. Abbiamo Sara, Ciao. anche lei di 18 anni, e poi abbiamo Luca, bentornato, ciao. Che di anni invece ne ha 22, quindi insomma è il grande del gruppo, è anche l'unico maschio, quindi vediamo un attimo come lui affronterebbe eventuali problemi derivati appunto da errori che però portano conseguenze veramente importanti per il resto della vita se non affrontati nella maniera giusta. A questo proposito, Emilio, ti ringrazio perché hai portato un articolo, direi, delucidante. Quindi io inizierei con la lettura di quello che appunto è successo nel Salento e vicino a Lecce. L'articolo cita questo: Italia incinta a 11 anni e l'educazione sessuale per troppi rimane una follia. Incinta a 11 anni. Succede nell'Interland leccese e non in Pakistan, non in India o in quei paesi che tanto ci piace devastare tra un commento razzista e l'altro. La ragazzina frequenta la prima media, lui invece ha 17 anni e ha nascosto la gravidanza per diversi mesi a tutti, anche ai suoi genitori, che si sono allarmati solo quando hanno visto la figlia arrotondarsi sempre di più. La notizia fa scalpore in Salento e possiamo già immaginare le varie reazioni della gente che non perde tempo a colpevolizzare per lo più la ragazzina. Poco di buono, che a 11 anni è già sessualmente attiva quando avrebbe dovuto soltanto pensare a giocare e a pettinare le bambole. Le bambole. Non sia mai che una bambina preferisca fare altro piuttosto che giocare con le bambole. Le femmine facciano cose da femmine. Tutti si affrettano a giudicare, a moralizzare, a parlare di libertà sessuale, di ragazzine che si comportano come donne fatte, come puttane, che questa emancipazione non ha portato nulla di buono. Erano così belli i tempi in cui il padre padrone chiudeva le figlie femmine in camera, in modo che non andassero in giro a fare danni. Ovviamente non mancano mai le critiche ai social network, anche quando non c'entrano nulla. Con questi nuovi mezzi, queste ragazzine svergognate e poco di buono si mostrano e poi, se succede qualcosa, ovviamente se la sono cercata. Un po' come è successo alle due ragazzine che si prostituivano a Roma, ai Parioli, che hanno subito un vero e proprio linciaggio, ma non una sola parola verso chi le sfruttava, tra clienti e sfruttatori. E via i titoloni sui giornali preceduti da scandalo e scalpore, talmente tanto che la mamma della ragazzina si è vista costretta a rivolgersi anche alla dirigente scolastica al fine di far ridurre il clamore della vicenda che passava di bocca in bocca, magari con qualche dettaglio aggiunto giusto per rendere la vicenda più appetibile al pettegolezzo. Sì, effettivamente è uno scandalo che un paese moderno e avanzato lascia ancora bambini e adolescenti nel buio più assoluto per quanto riguarda sessualità e contraccezione. È uno scandalo che nelle famiglie l'argomento sesso sia ancora un tabù. È uno scandalo che vengano istituiti cimiteri per embrioni e feti, ma non si investa mai su una sana e corretta educazione sessuale da inserire nelle scuole. È uno scandalo che ci sia ancora chi si dichiara obiettore di coscienza se gli chiedi la pillola del giorno dopo, che, ricordiamolo sempre, non è un farmaco abortivo. È uno scandalo che ci sia ancora tanta disinformazione sulla 194 ed è uno scandalo che ancora venga considerato un omicidio.
È uno scandalo vedere intere regioni d'Italia con quasi il 90% di medici obiettori di coscienza. È uno scandalo il moralismo italiano che non considera mai tutto ciò che ho appena elencato, ma giudica lei o sua mamma, ovviamente, che a sua volta è stata una mamma bambina, da come si apprende sui giornali. È uno scandalo il pulpito sul quale ci alziamo per puntare il nostro ditino saccente, moralista e razzista, per criticare l'arretratezza o la bestialità di questo o quel paese, quando nel nostro, nel 2013, ragazzine di 11 anni rimaste incinte preferiscono tacere e nascondersi per vergogna, per paura di essere giudicate, perché nelle famiglie le ragazze vengono ancora cresciute con il mito della verginità come valore, con il senso di colpa, educate ad essere soggetti passivi e castrate. E no, questi non sono i frutti dell'emancipazione e della libertà sessuale. Questi sono i risultati dell'arretratezza, dell'inconsapevolezza, del moralismo in cui siamo costretti e invece di correre ai ripari, comunicare e formare i più giovani ad una consapevole sessualità, li lasciamo davanti a 16 anni e incinta o a sterili programmi televisivi pomeridiani che trattano le gravidanze precoci come dolci storie edulcorate in cui la nascita del bambino rappresenta un po' un arcobaleno dopo la tempesta. Che dire? Facciamo un minuto di silenzio. Direi di sì. No, allora iniziamo subito a dire che effettivamente cioè in questo articolo si toccano tantissimi punti importanti e io vorrei mettere subito l'accento sul fatto che educazione sessuale non vuol dire soltanto saper bene come funziona il sesso in tutte le sue, ma è proprio un'educazione alla relazionalità con gli altri, quindi al saper stare con gli altri, a dare l'importanza e avere informazioni precise su poi quello che sono i rapporti tra esseri umani e le conseguenze di certe decisioni e scelte. Certo, anche perché una gravidanza, indesiderata soprattutto, non comporta soltanto il dramma di sentirsi bambini con un bambino e quindi è un po' il gioco della matriosca, la gabbia della matriosca però, non cosa c'è sotto. È il dramma di tutto ciò che ci circonda. Immaginiamoci un teenager che deve affrontare quello che è il pregiudizio, perché ci sono delle età nella vita in cui quello che pensano gli altri è fondamentale per costruire il proprio io. C'è il giudizio della famiglia, c'è il giudizio di quello che è un'incertezza anche per chi conduce una vita normale. Immaginiamoci pensarsi in due, nella migliore delle ipotesi, perché a volte si rimane sole invece con un bambino. Perché? Perché non c'è coscienza e non si sa come affrontare le situazioni neanche in partenza. Un ragazzo che non ha la consapevolezza del proprio corpo non può permettersi di non usare precauzioni, non può permettersi di affrontare il sesso in maniera disinteressata, in maniera non consapevole, perché poi è la donna che sta coi pensieri, se non arriva il ciclo, se si ha un ritardo, e molto spesso non si creano neanche le condizioni di un rapporto stabile, perché si è troppo giovani per concepirlo, per poterne parlare con l'altro, perché magari è già altrove con un'altra. Quindi bisogna azzerare queste paure e cercare di comportarsi in maniera consapevole. Questa non è una filippica a voi, ci mancherebbe, è proprio il tentativo di far sì che un programma come il nostro possa essere anche di utilità informativa e non solo una chiacchiera futile di cose che, lo sappiamo, appartengono a tutti i giorni, a tutti noi, a qualsiasi età. Già. Ma io vorrei sentire quali sono le sensazioni, i commenti che ascoltando la tua lettura un po' nei nostri ragazzi in sala, quali immagini, no, quali cose ne hanno evocato anche magari rispetto alla propria esperienza personale e di amici, di vicinanze, insomma come vengono vissuti queste A voi è mai questioni. capitato di avere un'amica, oddio non mi arriva il ciclo, oddio è successo questo, oddio è successo l'altro? Cosa fa una ragazza di 14 anni che ha paura? Beh, dipende. Penso che dipenda anche un po' dal carattere della ragazza, dipende un po' da tante cose. È facile parlare, questo è proprio sicuro. Io ho avuto una conoscente che è rimasta incinta, fra l'altro, di un altro mio conoscente e lei ha deciso di tenerlo. E aveva 16 anni. Con lui? Con lui, che aveva un anno in meno di lei, quindi lui ne aveva 15. Mamma mia. E lei 16.
Io quando l'ho saputo ho detto, ma che cavolo hanno in testa? Subito di primo impatto. Poi questa ragazza qui era una ragazza molto sola, che aveva dei problemi, i suoi familiari, che adesso non conosco bene. Poi mi sono arrivate varie voci dopo, però cioè, alla fine è sempre facile parlare, bisognerebbe vedere bene come stanno le cose. Ovvio che se non c'è una giusta presa di coscienza, come ha detto anche lei prima, è difficile affrontare le cose. Se nessuno ti fa capire che ok, il sesso è bellissimo, ok, però può avere anche delle conseguenze se fatto senza precauzioni, e queste conseguenze non è che le paghi oggi oppure solo domani, le paghi domani, dopodomani e poi e poi e poi e poi. Ma queste condizioni primarie dove si imparano? Da chiunque te le... Chi di voi è andato dal proprio genitore a chiedere qualcosa? Via, passo. Mia mamma tipo è un'assistente sanitaria, quindi ha studiato queste cose e subito quando ero in quarta elementare, quindi prestissimo, mi ha subito comunque si è informato su cos'era, cosa poteva succedermi nel caso avessi rapporti non protetti, mi ha subito mostrato tutti i modi di contraccezione possibili che c'erano. Bene, e questo direi che insomma al di là della disinformazione sui metodi contraccettivi tutti sappiamo ma anche soltanto per una questione pubblicitaria, che esiste il preservativo, che eventualmente sotto controllo medico, attenzione perché non è una zigulì, esiste la pillola contraccettiva, insomma ci sono tutta una serie, per citare i più conosciuti, perché poi in realtà c'è la spirale, c'è il diaframma, c'è tutto tranne il coito interrotto, che non è considerato a tutti gli effetti un metodo contraccettivo, però pare sia il metodo ancora più utilizzato, in primis perché pare ci si vergogni. Anche le donne, le ragazze, le ragazzine, le ragazze più grandi e le donne pare abbiano vergogna di girare con un preservativo nella borsa, per esempio. E se non è lui stesso a proporti di utilizzarlo, che secondo me è la forma di rispetto più grande che un uomo può veramente presentare alla propria partner in quel momento, una donna pare abbia paura o si vergogni di proporsi con un preservativo in mano, perché magari il preconcetto che lei lo possedesse nella borsa può far pensare che se lo porta dietro perché chi coglie coglie, ok? E questo, ragazzi... Ma infatti, avendo proprio i ragazzi qui, sarebbe interessante capire, nonostante non tutti i ragazzi siano completamente disinformati, no? Certo. Dal punto di vista della contraccezione, però talvolta non è così automatico il fatto che non si riesca a prevenire una conseguenza di questo tipo. Secondo voi come si fa ad arrivare ad avere una gravidanza? Quali sono quelle debolezze, quelle fragilità, quelle problematiche? Abbiamo detto la disinformazione può essere una, ma quali sono le altre cose che possono far arrivare a questo rischio? Beh, sicuramente problemi in famiglia, persone che sono state abbandonate per esempio da un genitore o si sentono sole, persone comunque sia che magari anche desiderano, io conosco persone che a 14 anni hanno cercato volutamente di rimanere incinta per paura di rimanere sole, per paura di tenersi il partner, ovviamente pensando di tenerselo più stretto avendo un figlio, cosa che purtroppo la maggior parte delle volte non succede perché l'uomo in primis è quello che si spaventa di più dei due e poi comunque si ha disinformazione sempre e paura di secondo me rimanere soli. Ok, bene. Però capita anche a persone con una vita assolutamente normale. Beh, le cose occidentali... Bene, ma le cose occidentali, esatto, ma le cose occidentali i ragazzi portano delle... Ecco, come si fa a creare questa situazione occidentale? non esatto. Perché tutti dicono è impossibile, tutti dicono ormai, C'è eppure Luca capita. che si sbraccia e anche Nicole mi pare di aver visto che... Allora, adesso di incidenti che si possono definire veramente incidenti ce ne sono veramente pochi. Nel senso, di solito ci può essere o l'uomo che dice no, io il preservativo non lo uso perché mi fa schifo farlo senza preservativo. Fallo con il preservativo. Dall'altra parte ci può essere la donna che dice no, il preservativo no, mi fa schifo, non sento niente.
queste potrebbero essere... Ok. Ma questa ti rendi conto che siccome è una cosa assolutamente comune, cioè, ma voglio dire, ma per il piacere davvero di una mezz'oretta o quando va bene uno deve star lì a rischiare davvero Sì, di... alla domanda un giorno da leoni o 100 da pecora, no, Cioè, mezz'ora da la leone. verità è questa, ragazzi, ma se io veramente mi dovessi trovare a trovare uno che dice a me il preservativo mi fa schifo, ma neanche stiamo a chiacchierarci però- sopra. Io prenderei delle azioni della Durex, ad esempio, cioè io proprio sarei il primo azionista. Ma a parte che noi, insomma, si parla di gravidanza, ma in realtà apriamo e chiudiamo parentesi, il preservativo salva da tante altre cose, ecco, non è soltanto. anche per quello. Perché voi immaginate soltanto questo, se una persona, come dice giustamente Luca, ha lo schifo di utilizzare il preservativo con te, non lo utilizza con nessuno, ok? Allora, è un gioco, è una morsa a catena. Cioè, ok, non lo utilizzo con te perché mi pare che tu sia sana, per esempio. Ma chi ti dice che un giorno ubriaco, chissà dove, in un viaggio, da un'altra parte, non abbia fatto lo stesso identico discorso con chissà chi, che a sua volta l'aveva fatto con un altro? Quindi il discorso non è veramente... Il discorso, secondo me, alla base è pensare che tutto sia racchiuso in quel momento. Nessuno pensa mai al prima e al dopo. Poi inizia a pensarci dopo 4-5 giorni, quando hai un ritardo, quando ti senti strano. E nel peggiore dei casi, non avendo un supporto familiare o comunque delle persone intorno, cosa fai? Aspetti. Aspetti che ti arrivi la manna dal cielo, ma che cavolo aspetti? Aspetti di diventare... Ecco, ed è quello che è successo a questa ragazzina, per esempio. I genitori si sono resi conto che era incinta perché l'hanno vista incinta, cioè c'è stato bisogno del senso della vista per rendersi conto di questa cosa. E io non credo che questa ragazzina in questo periodo non abbia dato segnale di malessere, perlomeno psicologico. Quindi... Nicole, tu cosa volevi dire prima rispetto... No, riguardo al fatto dell'accidentale, mi dispiace ma non penso proprio, perché cioè, non può essere accidentale, cioè tu sei lì in quel momento con tutta la consapevolezza del mondo, lo sai, lo stai facendo e oddio, ci può essere il cosiddetto salto della quaglia, ad esempio, Sì. se uno non usa metodi, ok, contraccettivi, va bene, però anche il ragazzo, voglio dire, che non esce in tempo, cioè lo sa, non è che è accidentale, se lo sente, voglio dire, non sono un uomo, però... Però, perché sì, il salto della quaglia va benissimo, ci siamo con questo salto della quaglia, il coito interrotto va benissimo, però sì. non è un metodo contraccettivo. No, appunto, dico... Il metodo contraccettivo è ben altro, nel senso che il salto della quaglia, intanto molti non sanno che non basta non avere un rapporto completo, quindi non basta non eiaculare all'interno, perché c'è tutto un processo che è chiamato di lubrificazione seminale, dove adesso non è che ho desiderio di fare una lezione, mi addormento io ogni tanto, però esatto, però mi sveglia. come la donna giustamente durante l'eccitazione ha una lubrificazione, altrettanto ha l'uomo, e quindi dipende da un sacco di fattori, cioè ci sono un sacco di persone che dicono cavolo, sono rimasta incinta però in realtà è venuto fuori. E tutto il processo iniziale dove lo lasciamo? Certo, qui rientriamo in un altro aspetto informativo, no? Esatto, questo- esatto. Che manca a molti. Perché tu come puoi pretendere a 17-18 anni che c'hai l'ormone a 1000, che andresti 7 volte al giorno con 7 creature femminili diverse, e come fai a dire io mi controllo? Ah, io conosco il mio corpo, io so perfettamente che nell'angolo destro mi scatta il tic e io riconosco che sta arrivando. Ma che ne sai? Cioè, non sei capace Esatto. neanche di... Poi un altro fenomeno, questo no, importante, che è la sopravvalutarsi, cioè noi tendiamo anche a Esatto. sopravvalutare le nostre facoltà razionali, quando invece stiamo parlando di un fenomeno che va ad attivare la nostra parte più primitiva, quindi quando sei in quel Assolutamente. momento lì, cancelli il prima, il dopo, le conseguenze si cancellano e noi diventiamo molto più responsivi a quelle che sono le esigenze del piacere e anche della paura, quindi rispondiamo a quelle emozioni. E quelle emozioni spesso, se non si è educati, ti fanno fare l'azione meno Esatto, anche perché pensiamo a quanto conti efficace. l'emozione.
Cioè, un uomo emozionato che ha una donna che gli piace moltissimo davanti, intanto sta pensando a miliardi di cose, quindi come faccio a non venire in 5 secondi, come faccio a questo, ma penso alle cartine geografiche, a mia nonna in carrozzella e tutto il resto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in quel momento, solo al tatto con la propria compagna, boom, è un'esplosione di sensoriale pazzesca. E lui può davvero avere tutto sto gran controllo. Cioè, Io non credo. ecco, Comunque riguardo al fatto dell'educazione, anche alla cosa dei genitori, sicuramente secondo me devono essere i primi a educarti, tipo i miei l'hanno fatto quando c'è stato il momento bisogno giusto, di... sì. Ecco, però io mi ricordo anche alle medie, in terza media, c'è stata qualche ora, non educazione sessuale, Però un approccio. però sì, dove veniva spiegato, insomma, tra le altre cose, tra il bullismo, mille altri problemi, ci avevano messo in mezzo anche questo e secondo me, in mezzo a tutte le risatine dei bambini, perché alla fine siamo Certo, bambini. per carità, qualcosa comunque è arrivato. Sì, secondo me sì, quindi sarebbe giusto, a mio avviso, Quindi l'hai trovato efficace. sì, magari anche a scuola Inserirla qualche come ora, materia, sì. che sarebbe più Sì, cioè, efficace. materia magari no, però... Nicole, ti interrompo un Sì. secondo, diamo la pubblicità e continuiamo a parlarne tra qualche istante.